Sì, grande soddisfazione, ovviamente non un traguardo ma una nuova partenza con delle consapevolezze, che Treviso è attrattiva da un punto di vista culturale, da un punto di vista turistico. Fatemi ringraziare ovviamente Marco Goldin per questo percorso condiviso che nasce circa 2 anni fa e che oggi ci porta a snocciolare, a raccontare dei numeri di un successo straordinario, 156.000 visitatori, ma che ha portato la città a crescere da un punto di vista anche turistico, economico. Voglio ringraziare in modo particolare ovviamente tutti i partner istituzionali, i partner privati, però mi preme sottolineare come i commercianti siano stati tra coloro che hanno sostenuto fin dall'inizio, quindi Ascom col presidente Capraro, e che oggi insomma anche loro raccolgono i frutti di questa sinergia così importante, che vede circa 15.000 visitatori della mostra provenienti dai paesi esteri, numeri importanti, numeri che ci riempiono di orgoglio, numeri che ci riempiono anche di responsabilità, e quindi ho già detto che con Marco stiamo dialogando per il futuro, perché l'obiettivo nostro è quello di dare continuità a queste opportunità, ma c'è anche una continuità culturale e turistica, perché la mostra si è inserita in una programmazione dinamica che sta dando dei risultati importanti, e per questo voglio ringraziare l'assessore De Gregorio, il direttore Malachin, che stanno facendo crescere la cultura trevigiana.